Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar. Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati, siamo collegati in diretta dai nostri studi di Vittorio Veneto e siamo pronti per vivere insieme una nottata che si preannuncia già emozionante, la veglia di preghiera alla GMG di Lisbona. Tra pochissimo apriremo il nostro collegamento appunto con Lisbona, tanti sono i momenti importanti che abbiamo seguito appunto accompagnati da Papa Francesco in questi giorni, tantissimi sono i giovani che stanno prendendo parte alla giornata mondiale della gioventù, tra loro ci sono 140 giovani diocesani. Noi stiamo raccontando il loro viaggio, la loro esperienza, stiamo cercando di trasmettervi le loro emozioni e quindi io apro subito il collegamento con Lisbona, li vediamo perfettamente schierati e allora do il benvenuto a Gioele De Zotti e Sara Gasponi che sono collegati in diretta. Eccovi qui. Ciao Federico, grazie a tutti, buonasera a tutti quanti. Spero ci sentiate. Vi sentiamo, il venticello vi accompagna. Da dove siete collegati? Siamo collegati dal Campo della Grazia, un pochino fuori Lisbona rispetto ai nostri soliti giri, ed è il posto dove vivremo la veglia col Papa e ci prepareremo per la messa della domenica, quindi di domani. Faremo la notte qua, ci siamo portati tutto l'occorrente, abbiamo allestito un po' un campo un po' improvvisato, ma ci siamo tutti e siamo tutti insieme. Come potete notare, io, data la così, insomma, io vorrei essere lì con voi, però sono idealmente lì con voi con la maglietta della diocesi di Vittorio Veneto. Ecco, quindi siamo vestiti uguali. Ecco. Sì, esatto, questa è la maglietta della diocesi. Ecco, c'è tutta la cartina dei vari itinerari che avete fatto e quindi insomma siamo uniti idealmente e da qui, da Vittorio Veneto, vi stanno seguendo in tanti e in tanti stanno seguendo anche con la preghiera il vostro percorso di questi giorni. Allora, prima di raccontare quello che accadrà questa sera, quello che vi apprestate a vivere, io intanto saluto e ringrazio i due ospiti che sono qui con me in studio e quindi do il benvenuto a Don Fabio Mantese, direttore dell'ufficio catechistico diocesano. Ciao Don Fabio. Ciao a tutti, buonasera. E poi abbiamo Maria Lorenzon direttamente da Codognè. Ciao a tutti. Ecco, so che vi conoscete, mi pare, vero? Qualcuno a occhio, vero? Conosciamo. Ecco. Già visti. Già visti. Sono. già visti. Ecco, allora anche con loro poi andremo a commentare questa serata, ma prima facciamo un passo indietro alla Via Crucis di venerdì sera. Un momento molto sentito, molto toccante, le coreografie veramente indescrivibili. E voi che eravate lì, come avete vissuto questi momenti? Noi eravamo lì da parecchio prima in realtà, quindi siamo anche riusciti a vedere l'arrivo del Papa, se non tutto il gruppo, almeno buona parte è riuscito a vedere appunto l'arrivo e è stata un'emozione particolarmente forte. Per farvi capire, noi non riusciamo a vedere per intero le coreografie o tutto il palco montato, ma nonostante questo siamo comunque riusciti a percepire tanto l'emozione grazie ai testi, grazie alle testimonianze e le tematiche toccate sono state particolarmente profonde e quindi ci hanno lasciato molto, ecco. Esatto, come diceva la Sara, è stato un momento veramente bello anche perché sebbene comunque le lingue delle varie stazioni fossero molto diverse fra di loro, comunque il messaggio era chiaro anche grazie alle scenografie, alle coreografie e alle musiche che hanno aiutato molto a vivere a pieno questo momento qui. Personalmente mi ha molto colpito il fatto che ad ogni stazione veniva appunto passata la croce da un'impalcatura all'altra. È stato veramente bello poi vedere appunto nell'ultima stazione questa bellissima croce su in cima a simboleggiare appunto l'ultima stazione della Via Crucis.
Ecco, lo stiamo vedendo proprio in questo momento e abbiamo visto anche questi giochi di luce dati dal tramonto, insomma, che iniziava in quel di Lisbona, e veramente abbiamo visto anche un Papa Francesco non solo partecipare in maniera appunto molto sentita a questo momento di preghiera ovviamente, ma l'abbiamo visto anche felice, contento. C'è stato un abbraccio dei giovani proprio che lo ha quasi travolto, giusto? Sì, 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 è arrivato, aveva il percorso pronto tra i ragazzi, ma ovviamente le della folla non si sono allontanate tanto, ecco. L'altro giorno quando è arrivato anche ha avuto subito un'accoglienza molto calorosa, noi non eravamo presenti alla cerimonia di accoglienza, però ecco, siamo riusciti a percepire comunque l'emozione. Ha confessato alcuni giovani di varie provenienze, di varie nazionalità l'altra mattina, e comunque ieri sera ecco, si è fatto sentire, e si è fatto sentire in un modo buono, in un modo veramente, veramente paterno, ecco. Ecco, a proposito della Via Crucis, io volevo chiedere anche a Don Fabio Mantese, so che l'hai seguita nella serata di venerdì, e quali sono stati gli spunti che più ti hanno colpito dalla Via Crucis? Beh, anzitutto sono rimasto colpito anch'io, come dicevate voi, dal gioco delle coreografie, quindi da questa serie di impalcature, mezzi grattacieli, mezze case quasi in costruzione, che fin dal primo giorno avevo guardato con un po' di sospetto, perché dico che strano sfondo, che strano palco. Ecco, ieri l'ho un po' compreso meglio, mi è sembrato che questo passare la croce da un'impalcatura all'altra simboleggiasse un po' il passaggio del Signore attraverso le stazioni anche che la Chiesa sta vivendo, no? Come se la Chiesa fosse questo edificio perennemente in costruzione, e la croce che passa, che vede, il Signore che conosce anche le solitudini dei giovani, i problemi dei giovani, e che riesce a dare un senso e a portare luce e colore anche lì dove sembrano esserci soltanto delle cose provvisorie, come le impalcature suggeriscono. E poi, ecco, se posso continuare, tra le 14 stazioni, veramente tutte molto ben pensate, ben progettate, sono rimasto colpito da due. L'incontro di Gesù con la madre, con Maria, questo giovane che assomigliava un po' a Gesù, e su un altro piedistallo, un altro grattacielo, questa ragazza che simboleggiava un po' Maria, e questa discesa, questa cascata di petali bianchi di rosa che mi ha fatto veramente così emozionare. E poi un'altra stazione verso la fine, era la 13ª, quella della pietà, quindi il momento in cui Gesù, già morto, viene deposto dalla croce e accolto fra le braccia di Maria che lo tiene in braccio, e i giovani hanno mimato, quasi evocato questo momento con una fascia, un telo, ecco, che a momenti sembrava proprio la Madonna col Cristo morto, ma poi si trasformava in Maria con Gesù bambino, quindi questa fascia del Gesù morto diventava improvvisamente la fascia del neonato, del bambino a Betlemme, quindi questo gioco di due momenti diversissimi nella vita di Maria, che hanno tenuto in braccio sia il Signore nascente che Gesù già morto. Ecco. Mi ha veramente colpito come i giovani hanno impersonato questi momenti. Ecco, alla Via Crucis di ieri sera, grazie Don Fabio, era presente anche il Vescovo Monsignor Corrado Pizziolo. Riapro subito il collegamento appunto con Lisbona. C'è stato questa mattina poi l'incontro anche con Monsignor Vescovo Corrado. Avete celebrato la messa insieme, com'è andata? Allora, questa mattina, sì, come dicevi Federico, c'è stato l'incontro con il Vescovo Corrado, che ha celebrato appunto la Santa Messa alle ore 8 di mattina, e è andata molto bene. I messaggi che poi sono stati lanciati erano appunto rivolti direttamente a noi giovani e personalmente mi hanno colpito molto, e cercherò appunto anche in vista di questa veglia e della messa di domani di ripensare anche alle parole del Monsignor Corrado. E dopodiché appunto ci sono stati i saluti appunto col Vescovo e con i ragazzi, e è stato veramente un bel momento anche per sentire la sua partecipazione tra di noi, ecco.
Sì, diciamo che una cosa su cui ha insistito il vescovo e che poi ha ripreso anche il Papa, che è stato il tema anche della festa dei giovani, è l'essere protagonisti. E una domanda provocatoria, ma provocatoria in senso buono che ci ha lasciato è: Gesù ha bisogno di noi? Cioè noi possiamo essere lo strumento con cui Dio, con cui Gesù parla agli altri? E quindi nella sua omelia ci ha appunto spiegato come noi possiamo essere lo strumento attraverso cui l'altro vive la propria fede, e questo ci rende protagonisti nella vita di ciascuno. E una tematica che era stata presa dalla Via Crucis, che riprendeva a sua volta anche la festa appunto dei giovani, il cui tema era essere protagonisti. Ecco, allora, a questo proposito, proprio al termine della messa, Sara, da buona reporter, insieme a tutta la squadra appunto lì a Lisbona, ha intervistato il vescovo Corrado. Quindi, se siete d'accordo, andiamo a sentirlo, poi andremo a sentire anche gli altri ospiti che ci sono lì insieme a voi, perché i minuti trascorrono e tra una mezz'oretta, forse anche qualcosa meno, inizierà appunto la veglia lì a Lisbona. Ma prima andiamo a sentire il vescovo Corrado che ha incontrato i giovani di Vittorio Veneto. Buongiorno a tutti, siamo qua oggi con il nostro vescovo Corrado che ci ha raggiunto a Lisbona per questa GMG. Lo ringraziamo tantissimo per essere qui con noi e vogliamo fargli qualche domanda che ci aiuti a vivere al meglio questa GMG. Cominciamo subito allora. E come ha trovato il clima qua tra i giovani di Lisbona? Lei è arrivato ieri durante la Via Crucis, insomma, ecco. Sì, sono arrivato alle 11 prima di mezzogiorno, poi ho vissuto la Via Crucis, è stato un momento molto molto bello, sia personalmente l'ho vissuto bene, i testi erano davvero ispirati, ma anche la partecipazione dei giovani che si vedevano attorno a me e si vedevano anche del maxi schermo era davvero molto molto coinvolta, molto sentita, e addirittura c'erano momenti di commozione perché sia i canti che i testi che la coreografia davvero era molto indovinata e ha toccato il cuore. Spero che quello sia stato un momento che ha appassionato e ha anche aiutato tanti giovani a partecipare a questa GMG. Grazie. Questa mattina il vescovo ha celebrato con noi la Santa Messa e ci ha lasciato una parola importante: essere dono. Un tema di questa GMG, appunto, il farsi dono per gli altri, aiutare l'altro a vivere la propria fede e l'essere protagonisti, quindi la vocazione ad esserlo. Vogliamo quindi chiedere al nostro vescovo come questa GMG può aiutarci appunto a diventare protagonisti, a fare della nostra vita un dono per gli altri, per vivere la propria fede. Può aiutarci anzitutto attraverso i momenti di incontro, di preghiera, di proposta che sono abbondanti in questi giorni, quindi attraverso il messaggio che riceviamo. In secondo luogo attraverso la figura di Maria che ispira questa GMG, si alzò in fretta e andò, Maria che si fece dono aiuti e può aiutare ciascuno di noi a fare altrettanto. In terzo luogo può aiutare proprio attraverso la presenza di tanti giovani, quindi ognuno che partecipa vede che non è solo a credere a certi valori, ma è aiutato e sostenuto dalla fede, dalla speranza, dalla carità di tanti altri giovani che vivono lo stesso percorso, e questo è un aiuto grandissimo perché come ben sappiamo o camminiamo insieme o nessuno cammina, tutti si fermano, quindi il Signore ha bisogno della fede di ciascuno per aiutare anche la fede degli altri, e questo si vede in modo tutto particolare in queste esperienze delle giornate mondiali della gioventù. Sì, dicevamo tra noi ragazzi partecipanti, ma ne abbiamo condiviso l'emozione anche con altri, che è bello ritrovarsi qui tra diocesi diverse, tra nazionalità diverse e essere accomunati dalla stessa fede, no? Quindi l'emozione della Via Crucis era proprio quella di viversi tutti insieme lì, nello stesso momento, sotto la stessa croce. Certo, una delle esperienze più belle di queste giornate mondiali della gioventù è proprio questa, sentirsi persone che vengono da 1000 strade diverse, da 1000 paesi diversi, con 1000 lingue diverse, che però sono unite dall'unica fede, dall'unica speranza, dall'unica carità, favorite e fatte nascere e crescere dalla relazione con il Signore Gesù. Questa mi pare sia un'esperienza importantissima. E allora, per concludere, vogliamo chiedere a Sua Eccellenza quale
quale può essere l'augurio per questi giovani che stanno vivendo la GMG, non solo della nostra diocesi? Cosa ci auguriamo, ecco? Beh, a tutti, in modo tutto particolare per quelli della nostra diocesi, che sperimentino davvero la bellezza dell'essere credenti in Cristo, dell'essere Chiesa e del farsi dono, con l'aiuto evidentemente dello Spirito di Gesù, per rendere la loro vita bella e rendere bella anche la vita degli altri. Allora ringraziamo il nostro Vescovo Corrado per la sua preziosa presenza, mai scontata tra di noi. Lo ringraziamo perché ha voluto vivere con noi la Via Crucis, ha voluto celebrare con noi oggi la Messa. Salutiamo i telespettatori della Tenda TV che incontreremo poi nella diretta tra oggi e domani. E niente, ci auguriamo di riuscire a fare davvero tesoro di questa preziosa fretta che Maria ha per l'andare verso Gesù. Bene. Grazie mille a tutti e buona giornata. Precious, não mais deixaremos de amar. E rieccoci in studio, speciale GMG di Lisbona, sono le 21:17 di sabato 5 agosto e possiamo subito andare con le immagini che ci arrivano in diretta tramite il circuito Vatican Media, le immagini in diretta da Lisbona con l'arrivo di Papa Francesco. Iniziamo a vedere i giovani, ma soprattutto l'abbiamo intravista pochi istanti fa la papamobile e quindi il Papa sta facendo il suo ingresso, arrivo lì dove vi trovate voi. Io riapro il collegamento con Lisbona. Allora, abbiamo sentito le parole del Vescovo Monsignor Corrado Pizziolo, spero che voi mi sentiate. Mi sentite? Non Poco, ci sentite? molto poco. Ok, allora vabbè, fatevi passare il telefono che così usiamo il piano B, ecco, intanto continuiamo a vedere le immagini. Stavo dicendo che dopo appunto aver sentito le immagini e aver sentito le parole del Vescovo Monsignor Corrado Pizziolo, come è andata avanti la giornata? E adesso siamo noi che non sentiamo voi perfettamente. Pronto? Eccoci. Ci sentite? Sentiamo? Sì, Noi ci perfetto. sentiamo. Ok, adesso ci siamo, ci siamo. Dopo aver fatto l'intervista con il nostro vescovo eravamo nel cortile della parrocchia che ci ha accolto in questi giorni, Caffem, e da lì siamo partiti definitivamente questa volta per andare appunto al Parco della Grazia dove viviamo adesso la veglia. Ci è voluto un po' raggiungerla, i mezzi erano ovviamente fermi per le strade che permettevano l'accesso dei pellegrini al parco, molto grande, diviso in tantissimi settori, e finalmente arrivati ci siamo riusciti un attimo a sistemare, qualcuno è riuscito a trovare amici di altre diocesi, a fare qualche incontro e adesso stiamo attendendo il Papa che dovrebbe essere in giro tra i settori appunto a fare il giro, ecco. Esatto, stiamo vedendo il corteo di auto in questo momento e iniziamo a vedere i volti delle persone. Andrei a proporvi anche alcune delle immagini che ci avete inviato, questo appunto rispetto a quanto ci diceva Sara pochi istanti fa, è stato il lento afflusso verso appunto il luogo in cui vi trovate adesso. Vediamo bandiere di ogni nazionalità, foto di gruppo tra appunto ragazzi giovani di nazionalità diverse e quindi il colpo d'occhio anche in queste foto è molto bello, molto gioioso, però insomma mi stavate dicendo anche prima così fuori onda, forse un po' di fatica si inizia leggermente a percepire, sbaglio? Assolutamente sì, Federico, come ho detto prima, direi che la fatica c'è stata, lo definirei il viaggio della speranza, nel senso che comunque è stato impegnativo, però alla fine la gioia nel poter poi assistere e essere qui appunto alla veglia con Papa Francesco è di una gioia indescrivibile, quindi siamo andati oltre a quella che era la fatica fisica, ecco, che
abbiamo dovuto svolgere per raggiungere questo luogo. Però le vostre facce sono ancora sorridenti, fresche, riposate, non lo so, insomma. So che avete degli ospiti lì, quindi io farei un cambio, anche perché il vostro collegamento pian pianino sta degradando man mano che passano i minuti. Quindi facciamo un cambio di ospiti e vediamo, cerchiamo di sentire anche un po' le voci appunto di altri partecipanti, mentre stiamo vedendo che l'auto con Papa Francesco si è fermata, o comunque il corteo di auto sembra fermarsi in questo istante. Dopodiché, stando al programma, il Papa salirà sulla papamobile scoperta e dovrebbe fare il classico giro tra i settori. Allora, apriamo subito il collegamento e quindi eccoli qui. Chi abbiamo? Uno lo conosco, l'altro no. Don Luca Soldan, cappellano di Pieve di Soligo. Io invece sono Oscar Bugiol dalla parrocchia di Colognè. Buonasera a tutti, buonasera a tutti i telespettatori. Buonasera. Allora, Don Luca, come sta andando? Quali emozioni state provando in questi giorni? Le emozioni di oggi sono veramente tante perché la fatica per arrivare qui è stata veramente tanta, per ripetermi, però devo dire che ne valsa la pena, perché vedere così tante persone spostarsi per fare un evento importante come questa veglia è veramente incredibile. Beh, allora, se nell'evento di ieri, se nella Via Crucis di ieri c'erano 800.000 persone, io credo che, insomma, oggi il numero sia in sensibile aumento, giusto Don Luca? Sì, il numero penso sia attorno al 1.000.000 circa, perché questo era anche il numero di persone che si aspettava l'organizzazione, e la cosa bella è che continua insomma a venire gente, e vuol dire che davvero questo, oltre a quello di domani, è tra i momenti più attesi della Giornata Mondiale della Gioventù, soprattutto perché ascolteremo le parole che il Papa vorrà rivolgere a tutti i giovani del mondo, e in un certo qual modo anche con la messa di domani avremo la possibilità di ricevere un mandato, i giovani avranno la possibilità di ricevere un mandato per continuare ad essere testimoni vivi della loro fede in Dio nella vita di ogni giorno. Ecco, intanto, mentre vi chiedo di tenere il microfono un po' più vicino, in modo da riuscire a schermare un po' il vento, Don Luca, ti chiedo, il tuo gruppo, il gruppo così della zona di Pieve di Soligo, eccetera, quante persone, quanti giovani sono venuti via e come vi siete trovati in questa avventura questi giorni? Ecco, dalle nostre parrocchie ci sono 9 giovani che sono quasi tutti maggiorenni, insomma hanno finito la maturità, e un piccolo gruppetto, e per tutti è la prima esperienza di Giornata Mondiale della Gioventù, quindi diventa davvero qualcosa di nuovo, e stanno un po' hanno scoperto in questi giorni che cosa significa appunto anche vivere la Giornata Mondiale della Gioventù, non solo negli eventi dove hanno partecipato tantissime persone, ma anche nei momenti di catechesi, nei momenti appunto di accoglienza nella parrocchia che ci ha ospitato qui in Portogallo, ma in particolare il gruppo di Pieve ha vissuto il viaggio in corriera, quindi abbiamo anche avuto la possibilità di vivere l'esperienza della GMG con le tappe in Francia e in Spagna, quindi hanno avuto anche un assaggio di quello che significa una sorta di mini gemellaggio con tutte quelle realtà insomma che preparano all'arrivo verso la Giornata Mondiale della Gioventù, e quindi penso anche un'esperienza di chiesa diversa, perché comunque significa uscire
dal proprio contesto quotidiano per appunto vedere qualcosa di nuovo e rendersi conto poi man mano che ci avvicinavamo agli eventi più importanti della GMG, poi quando siamo arrivati anche qui in Portogallo, appunto, rendersi conto che appunto i giovani ancora oggi possono dire qualcosa nell'essere testimoni della fede, un po' come ci ha ricordato anche il vescovo Corrado nella messa di questa mattina, no? Dicendo che Gesù ha bisogno di ciascuno di noi, ha bisogno in particolare dei giovani per essere testimoni credibili e veri e gioiosi del Vangelo anche oggi. Ecco, grazie Don Luca. Oscar, che cosa ti porterai a casa, a parte che insomma adesso credo che vi stiate per apprestare a vivere uno dei momenti più intensi di questa avventura, di questa esperienza, ma fino ad oggi, fino ad ora, insomma, che cosa ti porterai a casa da questa esperienza? Innanzitutto vi dico che sono assolutamente d'accordo, questo sarà sicuramente il momento più intenso di questi giorni. Mi porto a casa sicuramente secondo me la fiducia nelle persone, che sicuramente già prima c'era ma adesso è ampiamente aumentata, poiché come ho già detto prima non solo la quantità ma anche la qualità delle persone che sono venute con noi e abbiamo incontrato lungo il nostro cammino è veramente una cosa che non mi aspettavo, e la fiducia che appunto nelle persone è aumentata a dismisura, ed è forse la cosa che mi porto più a casa, diciamo, di questo bellissimo percorso che deve ancora finire soprattutto. Certo. Allora, io ho qui in studio Don Fabio Mantese, non so se riuscite a sentirlo voi, temo di no. Volevi fare un saluto? Certo, a Don Luca e anche a Oscar, che conosco, abbiamo fatto dei campi insieme, vero Oscar? Proprio in questi giorni, anzi abbiamo anche un po' ripercorso con qualche fotografia i tempi che furono. E come vi state preparando anche voi alla veglia? Spero bene. E dunque, alla veglia ci stiamo preparando attendendo il Papa, quindi penso che questa è la cosa proprio più bella, no? Il fatto che il Papa, appunto, vedevamo appunto anche dai maxi schermi che sta arrivando, lo vediamo anche dalle immagini internazionali, e aver vicino il Papa, penso anche ai ragazzi che sono qui per la prima volta, come sappiamo bene, significa anche essere confermati nella fede, no? Sentire appunto quello che ci dirà, ma anche ricevere soprattutto un invio. E in questo pomeriggio, visto che i ragazzi appunto dopo il loro appostamento nel settore si sono comunque anche un po' riposati sicuramente dopo la fatica, però dall'altra parte ecco adesso insomma si stavano preparando anche nel clima che c'è della GMG, che è comunque un clima di festa, ma poi diventerà anche un clima di preghiera e di raccoglimento. Certamente, noi intanto stiamo vedendo alcuni degli scatti e tra pochissimo vedremo anche l'accampamento di cui ci avete parlato sia voi sia ci hanno raccontato Gioele e Sara, proprio un vero e proprio accampamento per trascorrere le ore più calde di questo pomeriggio, ma soprattutto dovrete trascorrere anche la notte, quindi ci sarà modo insomma di ripararsi c'è stato modo di ripararsi un po' dal caldo nel pomeriggio, ma anche magari da qualche frescura della serata. Io vi saluto, ma prima, anche perché sta arrivando il Papa, ma prima vi dico di salutare i nostri... Lo vediamo. Lo vedete? Sì, vediamo che c'è movimento, ecco. Eccolo. Allora, un messaggio, un saluto ai nostri telespettatori, ai diocesani di Vittorio Veneto che vi stanno accompagnando e vi stanno seguendo da qui. Ecco, io un saluto particolare a tutte le persone dell'Unità Pastorale La Pieve e un saluto soprattutto magari a quanti ci stanno seguendo e seguiranno poi la veglia. Perché sicuramente anche se siamo distanti, se non altro ecco, sentiamo la preghiera e la vicinanza davvero di tante persone, e
questo significa che davvero anche questo evento può far portare a casa qualcosa sicuramente ai giovani che sono qui, ma anche magari a quanti da casa seguono, soprattutto magari i ragazzi che dalla nostra diocesi sono arrivati. Quindi un saluto in modo particolare a loro e a quanti magari sono ammalati e non possono essere qui, ma sono qui se non altro con la preghiera e con il pensiero. Io invece volevo salutare tutta la parrocchia di Colognè, tutti i telespettatori e in particolare la mia parrocchia che abbiamo portato le loro intenzioni scritte appositamente per questa veglia, anche per la messa di domani mattina, le abbiamo portate con noi dai nostri paesani per far sentire proprio la presenza non solo di noi che siamo arrivati, ma di tutte le nostre parrocchie. Noi le rappresentiamo molto bene qua. E poi ovviamente saluto gli ospiti, Don Fabio, conosco molto bene e lo vedo molto in forma. Un saluto a Don Fabio e anche a Maria. E poi abbiamo Maria da Codognè. E poi abbiamo Maria che è mia compaesana. Ciao Maria! Ecco. Ciao. Ecco, molto bene. Allora chiudiamo, io vi ringrazio, chiudiamo pure il collegamento con voi, ripassiamo la linea a Gioele e Sara per i saluti, perché tra pochi istanti sarà giunto il momento di liberarli, quindi lasciamo spazio mentre continuiamo a vedere le immagini di Papa Francesco che fa il suo ingresso all'interno di questa distesa. Avete visto appunto ecco, guardate questa immagine molto suggestiva, molto evocativa, col tramonto. Vediamo appunto queste immagini decisamente parlano da sole. Riapriamo il collegamento, eccoli qui con i nostri tre prodi. Ci siete ancora? Ci siamo. Sentite? Ci vedete? Sì, vi vediamo. Allora, so che voi siete in un luogo un po' defilato che ci ha consentito di fare il collegamento, però adesso vi sposterete e raggiungerete gli altri, giusto? Ci proveremo, sì. Allora, Don Paolo, vuoi darci anche tu un salutino? Fai un salutino. Ciao a tutti quanti i telespettatori, ciao Federico. Noto una leggerissima stanchezza nel tuo volto. No, non sento. No, ecco. Dicevo che noto una leggera stanchezza nel tuo volto. Sì, siamo un po' cambiati, sì. Ecco. Bene. Eccoci qua, sì. Allora, ti faccio mandare un saluto anche ai tuoi parrocchiani, insomma, chi ti sta seguendo. Grazie, sì, un saluto alla parrocchia, tutte le parrocchie di Conegliano che anche noi accompagniamo, alcuni sono qua con noi ragazzi, ricordiamo tutti. Qui tra poco sta per ricominciare l'incontro col Papa, quindi andiamo a salutarci per raggiungere anche noi gli altri, poter vivere questo momento di preghiera insieme. Per domani vedremo se siamo capaci di fare arrivare qualche notizia, ma già adesso prende meno. Sarà difficile, ma ci proveremo. Innanzitutto grazie per tutto il vostro lavoro di documentazione che avete fatto in questi giorni. Grazie a Gioele, grazie a Sara e grazie a Don Paolo. Ciao Federico, ciao. Vi chiedo però, fermi lì, non è ancora finita, di tenere acceso il collegamento fino a quando dura, ok? E di raggiungere gli altri, i vostri compagni di avventura, ok? Va bene. Okay. Perfetto. Va bene. Ciao. Grazie, Federico. buona veglia. Ecco qui, allora chiudiamo il collegamento, iniziamo anche a sentire, tra qualche istante inizieremo anche a sentire gli effetti, quindi l'audio che ci arriva direttamente da Lisbona, e ora abbiamo così qualche minuto per disquisire insieme agli ospiti che sono venuti qui a trovarci in studio. Allora io partirei, intanto è già caduto il collegamento di là, quindi ecco,
non ci sono problemi. Io partirei da Maria Lorenzon. So che tu hai partecipato a qualche GMG. A quale GMG hai partecipato? Ho partecipato a quella di Cracovia nel 2016. Allora, che ricordo hai della GMG di Cracovia? Beh, un ricordo stupendo, è stata un'esperienza bellissima, la prima esperienza di chiesa internazionale, quindi tutto l'affetto, il carico emotivo, il carico di persone, di volti, di sorrisi che stanno respirando a Lisbona, si respirava bene anche a Cracovia. Certo, allora ogni GMG è diversa, Sì. ovviamente, Certo. però ecco, intanto abbiamo le immagini tra poco, ecco qua, un po' sgranate, ma ci sono le immagini che ci giungono direttamente da Lisbona nel loro cammino di avvicinamento verso i colleghi diocesani. Dicevamo, ogni GMG è diversa, però se dovessi ripensare per esempio alla veglia che hai vissuto a Cracovia, quali emozioni hai provato? Beh, un misto di emozioni. È cominciata con la fatica anche per noi a Cracovia, nel senso che siamo arrivati a piedi fino al Campus Misericordie. Il mio gruppetto è rimasto senza la sacca del pranzo e cena e colazione, quindi c'è stato un attimo di oddio, non mangeremo niente. Smarrimento. Invece poi c'è stata una corsa alla solidarietà da parte di tutto il gruppo, per cui tutti i ragazzi hanno tentato di trovare qualcosa da darci da mangiare e quindi già lì si è respirata un clima bello di chiesa. E poi è stato importante ovviamente quello che ci ha detto Papa Francesco in quell'occasione, che ricordo ancora adesso. Ha parlato della felicità diversa dalla felicità di Vano, no? E quindi dei giovani che devono mettersi in cammino, devono avere le scarpe comode e non stare comodi su un divano. Ecco, ce le ricordiamo sì, quelle parole di Papa Francesco. Mentre Don Fabio, tu a quale GMG hai partecipato e che ricordi hai soprattutto della veglia? Allora, io ho partecipato come Maria nel 2016 a Cracovia, bellissima GMG, avevo accompagnato insieme ad altri sacerdoti della diocesi dei gruppi, dei nostri giovani, quindi è stato bello anche prendersi cura del viaggio, del pre e del post, oltre che del momento clou. Mi ricordo in particolare la sera della veglia, prima dell'inizio, avevano detto che i sacerdoti che erano presenti si mettessero a disposizione per confessare e mi ricordo alcune confessioni così, molto belle, insomma, di alcuni ragazzi che si sono accostati. Poi avevo fatto nel 2011 Madrid, ero diacono e anche lì un ricordo faticoso legato soprattutto al caldo che c'era nel pomeriggio e poi durante la veglia invece c'era stato questo scombussolamento del meteo, per cui a un certo punto è arrivato questo gran temporale, un grande acquazzone, tanto vento, eravamo tra l'altro nel campo chiamato Quattro Vientos, quindi chissà che forse anche il nome non indicasse qualcosa, e all'epoca c'era proprio Papa Benedetto XVI ancora che era stato costretto a ritirarsi durante la veglia causa questo maltempo improvviso e noi eravamo rimasti malissimo, ecco, capivamo il perché la veglia dovesse essere interrotta, ma eravamo rimasti molto delusi. Dopo circa mezz'ora, quando la pioggia si era un po' acquietata, Papa Benedetto si è riaffacciato sul palco e la veglia è ricominciata con l'adorazione eucaristica. E lì mi ricordo questa sensazione di gioia immensa, quasi pasquale, nel senso che appunto sembrava che fosse finito tutto, eravamo già pronti per accamparci e dormire, e poi invece la veglia è ricominciata inaspettatamente. E Papa Benedetto disse questa frase, l'amore di Dio è più forte della pioggia. Parole semplicissime che però dette dal Papa in quel momento, dopo la fatica del pomeriggio, sono state qualcosa che ha dato un'infusione di coraggio pazzesca. Tra il 2011 e il 2016 c'era stata anche un'altra GMG, quella di Rio de Janeiro nel 2013, alla quale io non ho partecipato, ma in quell'occasione, 10 anni fa, le pastorali giovanili del Triveneto avevano organizzato una specie di mini evento regionale a Sottomarina di Chioggia,
in cui avevo partecipato con i ragazzi di Sacile, parrocchia nella quale ero cappellano allora. E anche quella, sebbene in forma ridotta e in collegamento con Rio de Janeiro, era stato un momento bellissimo di chiesa, a migliaia di chilometri di distanza, ma in realtà vicinissimi nello spirito. Ecco, belli questi ricordi. Tra qualche istante credo che dovremo dare la linea alla regia internazionale, quindi molto bella questa immagine che vi stiamo proponendo. Da una parte c'è il campo, nel vero senso della parola, alla destra del vostro teleschermo, dei diocesani che si stanno preparando, l'abbiamo detto più volte, dove vedete magliette blu, ci sono giovani della diocesi di Vittorio Veneto, e quindi ringraziamo Sara, Gioele e Don Paolo che ci stanno proponendo queste immagini personalizzate, mentre dall'altra parte iniziamo a sentire i canti che vanno a immergerci e soprattutto a far immergere i giovani, appunto, che stanno per prendere parte alla veglia nel clima di preghiera. Io quindi ringrazio ancora una volta i nostri amici a Lisbona e li faccio così chiudere il collegamento, così possono concentrarsi in maniera, ecco, forse adesso ci stanno salutando, ecco qui, fino a quando avremo le immagini noi continueremo a proporvele. Avremo modo magari di parlare anche di altro se abbiamo tempo, ma prima io così vorrei chiedere sia a Maria sia a Don Fabio che cosa ci si porta a casa da un'esperienza forte come la GMG. Maria. Sicuramente ci si porta a casa una luce, una gioia, la luce, la gioia di Cristo, che alimenta quel fuoco che ogni credente si porta dentro anche nei momenti più difficili, magari della vita più monotona, della vita parrocchiale, insomma. Quindi sono questi momenti di ricarica, soprattutto per noi giovani, fondamentali per sentirsi chiesa davvero. Insieme alla parrocchia, ma soprattutto al resto del mondo. Don Fabio. Anche per me ti porti a casa dalla GMG il senso di chiesa. Chi crede non è mai solo, diceva sempre Papa Benedetto in uno dei primi incontri. Sono belle parole che poi trovano concretezza per esempio in eventi come questo. Le GMG non sono il rimedio alla mancanza di fede giovanile o ai problemi che assillano la Chiesa, però sono piccole luci in cui questa Chiesa la vedi, la tocchi, la sperimenti, la gusti e soprattutto sei contento di farne parte. Certo, e appunto noi è anche per questo che abbiamo realizzato queste trasmissioni nel corso di questa settimana, proprio per cercare di trasmettere l'entusiasmo che stanno provando i giovani diocesani appunto lì a Lisbona, e per far sì che ci possa essere così un riscontro anche in quei giovani che magari per qualche ragione non sono lì. Bellissime queste immagini, noi continuiamo a proporvi fino a quando possibile appunto i nostri giovani che stanno salutando, accompagnati anche da queste immagini bellissime, fantastiche di questo tramonto a Lisbona che invece ci propone il circuito internazionale. Abbiamo ancora qualche istante, qualche minuto. C'è stata una bella iniziativa di tipo social e qui chiedo a Maria semplicemente per questioni territoriali, insomma, si chiama Road to GMG. Che iniziativa è stata, da dove è partita e poi che exploit ha avuto? Allora, è stata l'iniziativa del gruppo di giovani dell'unità pastorale di Codognè. È iniziata così un po' per caso, dicono, per un po' autofinanziarsi, un po' cercare fondi per il loro viaggio per la GMG, quindi hanno messo in piedi il canale TikTok e il profilo Instagram, su cui hanno pubblicato vari video e
Questi canali sono diventati subito virali e seguiti da un sacco di persone. In questi giorni stanno ripubblicando un sacco di post di persone, di gruppi da tutto il mondo che taggano la loro pagina, e quindi è bellissimo vedere anche le esperienze di giovani da altre parti del mondo. Seguite tutti Road to GMG. Perfetto, perfetto. E è bello appunto che questa iniziativa partita, giusto Don Fabio, partita così per scherzo, poi abbia avuto un riscontro ben oltre i confini parrocchiali, diocesani, dell'unità pastorale, proprio insomma vedevo storie ripostate da tutte le diocesi d'Italia e del mondo. Sì, e questo è quello che succede non soltanto nel mondo dei social, ma anche proprio grazie alla Chiesa. In fin dei conti la Chiesa, fin dall'inizio della sua esistenza, dei secoli, fa un po' quello che i social oggi fanno in maniera molto curata, cioè rimbalza da una parte all'altra della terra lo stesso messaggio, vedendo che da una parte c'è una chiamata, dall'altra parte c'è una risposta. Questo è l'essere Chiesa, che poi anche i social possono veicolare e riproporre. Intanto continuiamo a proporvi le immagini in diretta da Lisbona, sempre con la duplice intanto ok, forse abbiamo un ritorno audio, abbiamo sempre la duplice opzione, quindi nella parte destra del teleschermo l'immagine appunto che ci arriva personalizzata da Lisbona, mentre a sinistra le immagini del circuito internazionale. Trendy Dance Challenge. Anche la fatica di guardare verso l'altro Dio, l'altro con la maiuscola. Sono gesti di una vita cittadina anche piena di angoscia. Ecco, allora, mentre probabilmente faceva parte della coreografia questo effetto audio un po' particolare che ci ha preso alla sprovvista, e mentre continuano ad arrivarci i video anche in diretta da Lisbona, io andrei a chiudere questo nostro collegamento che ha preceduto la veglia di preghiera appunto della GMG 2023 in diretta da Lisbona. Saluto e ringrazio per averci accompagnato in questa prima parte Don Fabio Mantese, responsabile dell'ufficio catechistico diocesano. Grazie Don Fabio. Grazie a voi, buona veglia. E un saluto anche a Maria Lorenzon, che ci ha portato la sua testimonianza di ex partecipante a una GMG. Grazie a voi. E allora andiamo a chiudere quindi il collegamento dallo studio per dare ufficialmente il via alla veglia di preghiera con Papa Francesco. Io vi ricordo che noi ci ricollegheremo anche domani mattina a partire dalle 9:30 per seguire insieme la Santa Messa, sempre presieduta da Papa Francesco. Andrà a chiudere la giornata mondiale della gioventù e ci sarà anche la proclamazione della prossima giornata mondiale della gioventù, quindi un po' di curiosità c'è. Prima qui in studio facevamo un po' il toto così chissà dove sarà la prossima GMG, avete dei, ecco, anche Maria ha la maglietta, avete qualche così presentimento? Qualche sentore, i rumors dicono 2025, anno giubilare Roma. Sarebbe un bel ritorno dopo Tor Vergata del 2000. Esatto, ce la ricordiamo con Giovanni Paolo II. Già. Voi sperate Roma? Sì. Anch'io. Ecco. Chi può dirlo? Allora, lasciamo spazio definitivamente alle immagini e quindi buona veglia a tutti voi e buon proseguimento appunto insieme a Papa Francesco. Alzata da questo silenzio per seguire il suono della campana.
il richiamo della campana, potremmo dire. E adesso vediamo sugli schermi come le scritte richiamano i nomi delle persone con questa voce che gli dice: sto parlando con te, ti sto parlando. È quello che il Papa anche in questi giorni ha detto ai ragazzi. Sono arrivati qui perché qualcuno li ha chiamati e quel qualcuno è Gesù. Prima ancora che loro stessi, come anche il volontario di prima ci ha detto, ne abbiano piena coscienza. In sostanza, Renato, questo A pessoa di Gesù foi stando sempre presente richiamo, ao longo ed da ecco minha una prima vida, testimonianza. começando pelo ensinamento e testemunho de fé que recebi da La minha persona di avó. Gesù è stata sempre presente durante la mia vita, a partire dall'insegnamento e dalla testimonianza di fede che ho ricevuto da mia nonna. In realtà però, spesso Cristo è stato appena un riferimento buono, ma non qualcuno con il quale confrontavo i miei percorsi e i miei sogni. Senza molta consapevolezza di ciò, avevo i miei piani, i miei, non con lui, neppure quelli di lui. Arrivavo persino a pensare agli altri, a impegnarmi in progetti sociali e politici che cercavano il bene comune, ma era tutto mio. All'università mi sono iscritto a una settimana di missione. Là mi avvicinai più consapevolmente a Cristo e alla Chiesa, ma il senso della mia vita continuava a restare centrato in me. Un pomeriggio di agosto del 2011, mentre viaggiavo da solo in macchina, mi sono addormentato. Quando mi sono svegliato sull'ambulanza e man mano che sono diventato più consapevole della gravità dell'incidente, ho capito che avrei potuto morire. Ho capito che se il mio pellegrinaggio sulla terra fosse terminato in quel momento, la mia vita non era valsa la pena. Questa sensazione che la vita mi stava passando accanto mi fece desiderare di accoglierla in modo diverso e confrontarmi con domande che fino allora avevo evitato. Domande come: Signore, cosa vuoi che io faccia? Ed è stato allora che la gioia di incontrare Cristo cominciò a riempirmi il cuore e a farmi desiderare di portare questa gioia agli altri. E così, nel 2012 sono entrato in seminario. Ho vissuto un percorso di incontro con me stesso, ma soprattutto ho potuto incontrarmi in modo più vero con Cristo e con la sua Chiesa. Come è bello questo incontro con Cristo e con la Chiesa. Nella mia fragilità ho potuto riconoscere quanto Gesù e la Chiesa mi amano e camminano con me, ed è cresciuto il desiderio di portare questa esperienza agli altri. Nel 2017, con i miei dubbi lungo la strada, ho lasciato il seminario. Ma Cristo non ha chiuso con me, come non desiste di nessuno. Fuori dal seminario ho continuato a essere molto impegnato nelle attività pastorali e ho avuto l'opportunità di andare alla Giornata Mondiale della Gioventù a Panama. Dio è fedele e, avvalendosi dei miei passi, più o meno giusti, ha fatto un cammino. Sono tornato in seminario nel 2019 e sono stato ordinato sacerdote nel 2021 per cercare di portare agli altri la gioia di trovare Cristo, di essere trovato da Lui. Una gioia che non è fugace, una gioia che mi viene offerta dal cielo. E questa era la testimonianza di padre Antonio Ribeiro de Matos. E ora l'antifona che accompagnerà questa coreografia di questa danza, che ci dice proprio questo: sulla strada ti ho trovato, la tua luce mi ha illuminato.
E diamo anche un aggiornamento di cronaca. Autorità locali in Portogallo informano che in questo momento al Parco Tejo per la veglia dei giovani con il Papa sono presenti circa 1,5 milioni di persone. Ed ora la coreografia ci fa entrare in questo secondo momento, che è questo rialzarsi per progredire e anche regredire, perché nel cammino è facile inciampare e cadere. Anche nelle testimonianze che ieri abbiamo ascoltato nella Via Crucis veniva sottolineato. È l'esperienza della vita cristiana che anche i giovani, come tutti noi in cammino con Gesù, facciamo. Ricordo che siamo in collegamento con il Parco Tejo a Lisbona, stiamo seguendo la giornata mondiale della gioventù, la veglia dei giovani, 1,5 milioni secondo le autorità locali con il Papa. E ci sono ascoltatori che ci stanno anche scrivendo al 335 12 43 722, ci sono testimonianze di persone che dicono di seguirci come audio attraverso le immagini della televisione, e immagino una signora, non si firma, che ci ha scritto: sto seguendo la veglia del Papa con i giovani mentre sto cucinando per domani. Ho 77 anni, ma l'età è solo un numero e al prossimo incontro sarò in mezzo a loro con tutto il bene che sento dentro. Grazie Papa Francesco, grazie, ho chiuso gli occhi, ho accarezzato il suo viso ed è stato come sentire il viso di mio padre a distanza di tanto spazio, di tanto tempo. Ora continuo a seguire la veglia con voi di Radio Vaticana. È quello che il Papa ci dice, che stare con i giovani rende giovani, ci ringiovanisce, ci rinvigorisce, e anche il Papa l'abbiamo visto in questi giorni, non dimentichiamolo, nonostante quello che ha passato non molto tempo fa, in questi giorni ci sta dimostrando una tempra e un'energia che i giovani gli trasmettono e che in questo colloquio continuo lui stesso testimonia, anche alle persone appunto anziane, come lui stesso scherzando ha detto un paio di giorni fa. Una coreografia che è terminata. Sì, che manifesta appunto come la anche difficoltà di andare avanti, dove gli altri possono anche bloccare. Mi chiamo Marta, ho 18 anni, vengo dal Mozambico, dalla provincia di Cabo Delgado, dove stiamo affrontando una guerra che dura da 5 anni. Appartengo al distretto di Muindumbi, in una regione chiamata Planalto do Povo Maconde. Frequentavo la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, conosciuta anche come la missione di Nangalolo. Vengo da una famiglia semplice e povera. Ho perso mio padre presto, avevo solo 7 anni. Dopo la morte di mio padre e mia madre, con le 4 figlie, ha continuato la nostra missione. Studiavo presso la scuola della comunità e partecipavo alla vita della parrocchia, dove facevo il chierichetto, e inoltre ho partecipato agli incontri per la Cresima. Nella regione settentrionale dove abitavamo, avevamo sentito parlare degli attacchi terroristici avvenuti in altre località vicino
al nostro distretto. Ma mai immaginavo che potessimo essere attaccati anche noi. Il 7 aprile 2021, al mattino, i terroristi hanno attaccato il nostro villaggio. Siamo scappati con tutta la nostra famiglia nella foresta e là siamo rimasti nascosti per 4 giorni. Quando abbiamo saputo che i terroristi erano andati, siamo tornati a casa. Passavamo la giornata a casa e la notte per paura ritornavamo a dormire nella foresta. Abbiamo pregato molto chiedendo a Dio di liberarci da ogni male e perché il Signore ci desse la forza per superare quel momento di difficoltà. Non dormivamo l'intera notte, ma ci mettevamo a pregare l'Ave Maria e il Padre Nostro, chiedendo al Signore affinché non lasciasse accadere il peggio nelle case della gente. Dopo l'attacco di aprile, abbiamo continuato la nostra vita nel villaggio, ma il 31 ottobre 2021 i terroristi hanno attaccato di nuovo. E questo attacco è stato molto violento. Siamo scappati di nuovo verso la foresta e abbiamo camminato a lungo senza sapere cosa fare. Non avevamo né cibo né acqua. Abbiamo sofferto tanta fame. I terroristi ci hanno trovati nella foresta e hanno sparato in aria. Non hanno fatto male alla nostra famiglia, ma eravamo molto spaventati e siamo fuggiti di corsa. Con grandi difficoltà siamo riusciti a raggiungere la provincia di Nampula, dove siamo stati accolti da alcuni familiari. Quando eravamo nella foresta abbiamo pregato molto e in nessun momento abbiamo perso la nostra fede. Chiedevo a Dio di aiutarci e di togliere ogni malvagità dal mondo e che le persone che stavano provocando questa guerra cambiassero la loro vita. In mezzo alla sofferenza non abbiamo mai perso la nostra fede e la speranza che un giorno ricostruiremo di nuovo la nostra vita. Grazie. La testimonianza di Marta ci ha raccontato una storia difficile della sua vita in un luogo, Don Massimo, tormentato dalla guerra. Uno dei tanti luoghi. Noi adesso chiaramente nel cuore della nostra Europa guardiamo soprattutto l'Ucraina, ma in tanti posti del mondo la guerra ancora crea divisioni, morte. Ed è bello anche adesso vedere come il canto, la coreografia ci accompagnano nella progressione. Prima veniva detto appunto che sulla strada troviamo il Signore e Lui ci dà la luce, ci illumina. Qui sulla strada le parole del canto dicono: ti ho trovato, la tua forza mi solleva. Il brano è eseguito dal soprano Cecilia Rodriguez. E il coro ripete: misericordia eius, la sua misericordia.
È la misericordia del Signore che ci permette di risollevarci, di avere forza anche nelle avversità della vita. E anche le scritte fatte con le luminarie sullo sfondo del palco richiamano questo sollevarci, alzarci, non abbatterci mai. È un invito pressante che fa eco alle parole del Papa. E ora dovremmo aspettarci un altro aspetto della coreografia che si ispira al volo degli uccelli nel cielo. E il coro appunto ripete: sulla strada ti ho trovato, la tua forza mi solleva. Tutto questo secondo momento artistico è un invito a risollevarci, e anche i passi di danza che sta compiendo la coreografia ci richiamano questo sollevarci, questo quasi spiccare il volo, come dicevi anche tu poc'anzi.
le scritte che appaiono, che anche noi possiamo vedere, sono un invito esteso a tutto il parco a fare questo gesto di comunione, di fraternità, appoggiare la mano sulla spalla di chi sta vicino. Un gesto comunitario di incoraggiamento che appunto viene esteso a tutti i pellegrini nel campo di grazia. E la scritta, appunto, seguimi, ci accompagna nel terzo momento. Mentre sentiamo questo canto ci viene l'eco del lema di questa giornata mondiale della gioventù. Molte delle canzoni sono ispirate al cammino, alla strada che si fa insieme, come in questo caso. Anche ieri abbiamo sentito in diversi momenti questo invito a percorrere. Oggi ci dice: sulla strada ti ho incontrato, la tua forza mi solleva. E il camminare, l'incontro dei giovani che vanno all'incontro, come ha detto il Papa, di Cristo che li chiama. Sulla strada ti ho incontrato, nel tuo amore do la mia vita per amore. Non è solo un alzarsi, un risollevarsi, un non abbattersi, ma un risollevarsi per dare uno scopo, una pienezza, un senso alla propria vita, col dono di noi come Gesù sulla croce. E il brusio, il vociare dei giovani davvero ci mette dentro questo clima di grande abbraccio, no? Come i giovani sanno fare, il loro vociare gioioso e rumoroso. C'è un saluto del cast al Papa. Sì, ci avviamo lentamente verso il discorso del Papa e verso il momento più intimo della preghiera silenziosa davanti al sacramento dell'Eucaristia, davanti a Gesù e Eucaristia. Tra poco dovremo avere proprio ascoltare il saluto del Papa al 1,5 milioni di giovani. Queridos hermanos y hermanas, sono presenti. Buonanotte. Cari fratelli e sorelle, buonasera.
Alegría verlos. Mi sento contento di vedervi, grazie per aver viaggiato, aver camminato, di essere stati qui. E penso anche che la Vergine Maria ha viaggiato per vedere Elisabetta. Si alzò e è andato in fretta. Uno si domanda perché Maria si alza e va in fretta dalla sua cugina. Certo, ha appena saputo che è incinta, ma anche lei lo è. Perché allora andare se nessuno le ha chiesto? Maria compie un gesto non richiesto e non dovuto. Maria va perché ama e chi ama vola, corre lietamente. Questo è quello che ci fa fare l'amore. La gioia di Maria è grande. Lei ha appena ricevuto l'annuncio dell'angelo, che sarà la mamma del Redentore, e dice che la sua cugina è incinta. È molto curioso, invece di pensare in lei, pensa nell'altra, perché la gioia è missionera. La gioia non è per uno, è per portare altro. Io vi chiedo a voi, che state qui, che sono venuti a trovare il messaggio di Cristo, a cercare un senso alla vita. Questo lo tenete per voi o lo annunciate a altri? Che pensate? Noi o altri? È per portare agli altri? Perché la gioia è missionaria. Ripetiamo tutti, la gioia è missionaria. Allora io la devo portare quella gioia agli altri. Ma quella gioia che noi abbiamo ci porta per riceverla. Tutto quello che abbiamo ricevuto, tutto quello che abbiamo ricevuto ci aiuta a preparare il nostro cuore per il bene. Tutti. Se guardiamo indietro, abbiamo delle persone che sono stati un raggio di luce nella nostra vita. Padri, nonni, amici, sacerdoti, religiosi, catechisti, animatori, maestri. Loro sono come le radici della nostra gioia. Adesso è un momento di silenzio, ognuno pensa in ciò che qualcuno ci ha dato nella vita, che sono come le radici della gioia. L'avete trovato? Avete trovato i volti, storie? Quella gioia che è arrivata per quelle radici è quella che noi dobbiamo comunicare. Siamo radici di gioia. Radici di gioia. E anche noi possiamo essere radici di gioia per gli altri, non soltanto di essere una gioia del momento. Si cerca di portare una gioia. E mi domando, come possiamo convertirle in radici di gioia? La gioia non si trova in biblioteca chiusa, ma si trova in un'altra parte, sotto chiavi. L'allegria la dobbiamo cercare, la dobbiamo scoprire nel dialogo con il fratello, dove dobbiamo scoprire le radici della gioia con i testimoni. E questo a volte ci stanca.
Vi faccio una domanda. ¿Ustedes se cansaron alguna vez? Voi vi siete stancati qualche volta? Sì? No oigo. Non ¿Se sento. cansaron alguna vez? Vi siete stancati qualche volta? Piensa en lo que sucede cuando uno está cansado. Pensate in quello che succede quando ognuno è stanco. Non abbiamo voglia di fare nulla. En español, Come si dice in uno spagnolo, tira la esponja. uno getta la Perché non spugna tiene ganas di perché seguire. non ha voglia di fare nulla. Y entonces uno se Allora abandona, o lasci deja de perdere, caminar. smetti di camminare e cadi. ¿Ustedes creen que una persona que cae Voi nella credete che vita, una persona che tiene cade un nella vita, fracasso, che, ha che incluso un- comete errores pesados, che anche può fuertes, sbagliare nella sta maniera terminando? forte, ha finito? No. No. oigo? Non sento. No. No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Che si deve fare allora? No oigo. Non si sente. Levantarse. Y hay una cosa muy linda Alzarsi. que quisiera E que c'è hoy una se cosa la bella llevaran che como oggi vorrei recuerdo. dire. Los alpinos Gli alpini, que les gusta subir montañas che gli piace salire sulle montagne, un cantito muy lindo hanno un canto che dice molto así: bello che dice così. en el arte de ascender la Nell'arte montaña, di salire lo que alla importa montagna, no es ciò che no importa non è non sino cadere, ma no permanecer non caído. rimanere caduto Cosa a linda. terra. È una cosa bella. El que permanece caído Chi rimane a terra caduto se jubiló de la vida ya. è andato in pensione da Cerrò. questa vita. Cerrò la speranza. Ha chiuso la clausurò speranza, ilusión. ha chiuso Y ahí queda l'illusione, la carità. Cuando vemos alguno, Quando vediamo amigos qualcuno, nuestros que están caídos, qualche amico ¿qué tenemos nostro che è hacer? caduto, che dobbiamo fare? Levantarlo, fuerte. Rialzarlo, forte, Levantarlo. rialzarlo. Fíjense cuando uno tiene que levantar. Guardate quando o uno ayudar a deve levantar una persona, alzare a una che gesto persona. hace? Che gesto fa? Lo mira de arriba. Lo guarda dall'alto. La única oportunidad. L'unica opportunità, l'unico momento che è lecito guardare una persona dall'alto al basso è per aiutarlo a rialzarsi. ¿Cuántas veces vemos gente Quante volte vediamo la gente por sobre el che hombro, guarda così, de arriba para sopra, abajo? sopra le spalle, dall'alto in basso. La única manera, L'unica maniera la unica lecita, situazione, la unica è lecito situazione lecita, mirar a una persona, guardare a una de arriba persona para abajo, dall'alto in basso lo digan ustedes, e ditelo voi e fuerte, ditelo forte ayudar a levantarse. e per aiutare a Bueno, rialzare esto es un poco qualcuno. el camino, la costanza Questo en è un po' caminar. il cammino, la costanza di aiutare. Y en la vida, para lograr las E nella cosas, vita per fare hay le que cose entrenarse en el si camino. deve allenare nel cammino. A veces no tenemos ganas de A volte caminar, non abbiamo no voglia di tenemos ganas de hacer camminare, esfuerzo, non abbiamo voglia di copiamos en los realizzare exámenes, sforzi, porque no queremos di fare gli estudiar, esami perché non vogliamo y no studiare llegamos al éxito. e non arriviamo all'esito. No sé si a algunos les gusta el fútbol. Non so A se mí a me qualcuno gusta. gli piace il calcio, a me mi piace. Detrás de un gol, ¿qué Dietro hay? un gol che cosa c'è? Mucho entrenamiento. Tantissimo allenamento. Detrás de un éxito, ¿qué hay? Dietro un esito che Mucho cosa c'è? entrenamiento. Tantissimo Nella allenamento. vida no siempre uno puede E nella hacer vita lo non, que quiere, non sempre uno sino fa quello che gli aquello piace, ma la vocación que tengo quello dentro, che la cada uno vocazione ha tiene su dentro, vocación, nos lleva ognuno a ha la hacer. sua vocazione e ci porta a fare. Si me caigo, Camminare levantarme o che mi e se ayuden a cado, levantarme, rialzarmi no o che qualcuno mi aiuti a caído, alzarmi, y entrenarme allenarmi nel cammino. e camminare, allenarmi nel cammino. Todo esto es posible E tutto questo è possibile no porque hagamos cursos non sobre el perché camino. facciamo dei corsi No hay sul ningún cammino, non curso c'è per nessun insegnarnos corso a per camminare insegnarci nella a camminare vita. nella Eso si vita. apprende. Questo si Si impara. apprende de los padres, Si impara si dai aprende de los genitori, abuelos, si si impara aprende dagli de los amici, amigos, llevándose de la mano mutuamente. accompagnandoci, prendendoci della mano Nella vita si mutuamente. apprende. Questo si impara.
E questo è allenamento. Io vi lascio con questo pensiero. Camminare e se uno cade alzarsi, camminare con una meta, allenarsi tutti i giorni nella vita. Nella vita nulla è gratis, niente è gratis, tutto si paga. Solo c'è una cosa gratis, l'amore di Gesù. Allora, con questa cosa gratis che abbiamo, l'amore di Gesù, e con la voglia di camminare, camminiamo nella speranza, riscoprendo le nostre radici e andiamo avanti, senza paura. Non abbiate paura. Grazie. Ciao. E i giovani rispondono al discorso del Papa come sanno fare loro, acclamando, battendo le mani, ripetendo appunto Francesco. Questo invito del Papa li ha animati molto ai giovani. Non abbiate paura, andate avanti. E anche stasera il Papa ci ha stupito perché ancora una volta ha lasciato il discorso scritto e ha parlato a braccio, lasciandosi guidare dai moti del cuore proprio in questo dialogo con questa marea di giovani, 1,5 milioni venuti da tutte le parti del mondo. E ora entriamo con la musica lentamente in quest'ultimo momento, che è proprio il momento della preghiera davanti a Gesù Eucaristia. Viene portato il grande ostensorio che sarà posto sull'altare per collocare appunto il Santissimo Sacramento, e ci disponiamo anche noi con questa melodia così raccolta, così intima, a metterci davanti a Gesù. E come diceva il Santo Curato d'Ars, di cui abbiamo fatto la festa ieri, stare davanti all'Eucaristia non è tanto guardare all'Eucaristia, ma lasciarsi guardare dall'Eucaristia. Stare semplicemente come davanti al sole, perché i raggi benefici dell'amore di Gesù, questo amore che Papa Francesco ci ha detto è l'unico amore gratuito davvero nel mondo, possano scaldarci il cuore, possano darci forza per risollevarci tutte le volte che ci troviamo a cadere. Anche questo momento di incontro con Cristo Eucaristia è un momento forte che forma parte della GMG, dove i giovani hanno questa possibilità di incontrarsi personalmente con Cristo Eucaristia, e insieme con la Via Crucis e con la messa di domani, la messa d'invio, costituisce un momento proprio per i giovani per poter vivere pienamente, non soltanto di modo comunitario, anche di modo personale, questo incontro con Cristo nel sacramento dell'Eucaristia. Ed ecco la processione con le candele e l'incenso che accompagna il sacramento dell'Eucaristia. Gesù presente in mezzo a noi, nel dono del suo corpo e del suo sangue, offerto nel suo amore gratuito e incommensurabile proprio sull'altare della croce. Quella croce che accompagna le giornate mondiali della gioventù. E la Schola Cantorum accompagna l'ingresso di Gesù
con le parole dell'antifona, appunto Ave Verum. E ora il cardinale patriarca di Lisbona, che ha portato il Santissimo Sacramento, si inginocchia e lo venera col profumo dell'incenso. E tutti sono davvero in ginocchio, non soltanto sul palco, ma la regia ci consegna anche le immagini dei giovani sul prato, sul parco Tejo, che sono in ginocchio nell'atto di adorare Gesù, presente in mezzo a noi. Il fragore della piazza in questo momento lascia spazio al silenzio, al raccoglimento, alla preghiera personale. È un silenzio che fa davvero tanto rumore, il rumore benefico che parla al cuore.
vediamo davvero il raccoglimento di tutti, dal Papa ai vescovi, ai giovani, alle persone anche non più giovani che sono presenti in questo grande parco, che sono magari testimoni viventi di tutte le altre giornate mondiali della gioventù dove possono aver preso parte quando erano anche anagraficamente più giovani. E vediamo anche la commozione sul volto di tanti giovani, volti solcati da lacrime di gioia in questo incontro col Signore Gesù. E le parole del canto che adesso questa ensemble ci aiuta a pregare insieme richiamano proprio i 3 momenti della prima parte artistica di questa veglia. Nel cammino ti ho incontrato, la tua luce mi illumina, nel cammino ti ho incontrato, la tua forza mi solleva, nel cammino ti ho incontrato, per il tuo amore do la mia vita. Le parole del canto quindi creano questo ponte ideale tra il momento artistico e il momento di profonda spiritualità che stiamo vivendo insieme. E in tutte le lingue si ripete questa antifona. Nel cammino ti ho incontrato, la tua luce mi illumina. Nel cammino ti ho incontrato, la tua forza mi solleva. Nel cammino ti ho incontrato, nel tuo amore do la mia vita per amore.
E ora nuovamente il silenzio torna ad avvolgere il Parco Tejo. Eis-me aqui, Jesus, diante de ti, tal como sou. Sabes a minha história, conheces os meus pensamentos, estás atento a todos os meus passos. Hoje trouxeste-me aqui, mas porque me escolheste, envolves-me com o teu amor e dás-me a mão quando caio. Como posso louvar-te e agradecer-te por me mostrares o caminho, sem nunca me obrigares a percorrê-lo? Dou-te graças pelas tantas maravilhas da minha vida, mesmo aquelas que ainda não consigo compreender. Eis-me aqui, Jesus. Quero agradecer-te por todos os que puseste na minha vida, aqueles que caminham comigo a cada dia e me fazem tocar a beleza que nela habita. Quero agradecer-te a minha família e amigos, quem me recorda o teu nome e os teus ensinamentos. Agradeço-te por todos os que vivem esta vigília, o dom da Igreja na minha vida e esta Jornada Mundial da Juventude. Faço presentes nesta noite os que não puderam participar nesta jornada, os que estão doentes, os que sofrem, os abandonados, os sem abrigo, os que não encontram sentido para as suas vidas e pensam em suicídio, os refugiados, os reclusos, as prostitutas e os toxicodependentes. Eccomi qui, Gesù. Voglio ringraziarti per tutti coloro che hai posto nella mia vita, quelli che camminano con me e ogni giorno mi fanno toccare la bellezza che abita in ogni giornata. Voglio ringraziarti per la mia famiglia e per gli amici, per chi mi ricorda il tuo nome e i tuoi insegnamenti. Senhor, tenho feito as escolhas certas. Lembro-me das encruzilhadas do meu caminho. Será che tenho sido Signore, ho fatto scelte giuste. Ricordo gli incroci del mio cammino. Sono stato veramente libero. Tu sei più grande del mio cuore e conosci tutti. Non ti arrendi mai con me. Oggi sono qui in questa giornata a Lisbona, dove ancora una volta ti ho incontrato. Aiutami a essere missionario, ad essere tuo testimone, a portare la verità e annunciare la tua parola. E fa che io non scordi mai che niente di tutto questo vale se non ho l'amore. Grazie, Gesù.
le testimonianze che abbiamo ascoltato sono state scritte da persone della parrocchia di Monte Abrao, che ci hanno guidato in questo momento di ringraziamento a Gesù, nel quale abbiamo chiesto di saper essere missionari, di avere il cuore grande, di non arrenderci mai, nel quale ci siamo interrogati se abbiamo fatto le scelte giuste nella nostra vita. E ancora il silenzio ci accompagna perché possa aprire il nostro cuore all'incontro con il Signore Gesù che cammina con noi, che vuole essere nostra luce, nostra forza, sostegno al nostro dare la vita per amore insieme con Lui. E ora la cantante di fado, Calmigno, accompagnata dal coro e dall'orchestra, interpreta una canzone di sua composizione dal titolo Estrela. Tu és a estrela que iluminou o meu chão. És o sinal de que eu conduzo o destino. Il testo di questa canzone recita: sei la stella che ha illuminato il mio pavimento, sei il segno che guidò la mia destinazione. Tu sei la stella e io sono il pellegrino. Finora è stato un tale buio di quelli che ci rendono saggi nel mondo. Ho sperimentato una disillusione così disomogenea che sono venuto a dare la mia infanzia in un secondo. Non sai nemmeno cosa hai fatto, per me, anche per te, quando sei arrivato. So solo che quando ti ho visto hai cresciuto quello che in me era solo grigio e logoro. Dessas que nos faz ser sábios do mundo. Vivi desilusão tão desigual que vim dar a minha infância num segundo. Nem sabes tu aquilo que fizeste por mim e até por ti quando chegaste. Só sei que ao te ver tu reergueste o que em mim era só cinza e desgaste. Sei la stella che guida il mio cuore, sei la stella che ha illuminato il mio pavimento, sei il segno che guida la mia destinazione, sei la stella e io sono il pellegrino. L'amore che ho ceduto, ma a distanza
che ci ha fatto credere. Qual è quello che dà la reale importanza alla libertà, che è potere e saper amare? Molto più felice ora, certamente. Vado avanti, così, per tutta la vita. Non sarò più solo, sono abbastanza credente. Che il tuo raggio di luce mi segua ora. Sei la stella che guida il mio cuore. Sei la stella che ha illuminato il mio pavimento. Sei il segno che guida la destinazione. Sei la stella e io sono il pellegrino. Tu sei la stella e io sono il pellegrino. E le parole di questa canzone così coinvolgente, nella tipica melodia del fado, ci richiamano proprio all'essere tutti pellegrini, non solo i giovani presenti a Lisbona questa notte, ma tutti siamo pellegrini che cercano in Gesù Eucaristia, la stella che orienta il nostro cammino, anche quando siamo a terra, che ci dà la forza di rialzarci e di trovare la forza per dare la vita con Lui per amore. E le parole del canto dell'Anima Christi ci introducono nell'ultimo momento di adorazione prima della solenne benedizione eucaristica. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami, o buon Gesù, esaudiscimi. Nelle tue piaghe, nascondimi. Non permettere che sia separato da te, dal maligno, difendimi. E nell'ora della mia morte, chiamami.
Permettimi, oh Signore, di venire da te con tutti i tuoi santi per lodarti per la tua infinita misericordia nei secoli dei secoli. Amen. Davvero tutti possiamo, davanti a Gesù Eucaristia, chiederlo insieme con la Scuola Cantorum. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. E ora l'orazione conclusiva. Oremos. Preghiamo. Deus eterno e onnipotente, Dio eterno e onnipotente, nos dais a graça de che ci dai la acreditar e grazia proclamar di credere e Jesus proclamare Cristo, nascido da Virgem Maria, che Gesù Cristo, per noi nato morto dalla e Vergine Maria, sta presente no Santissimo per noi Sacramento, morto e risorto e presente in questo Santissimo Sacramento, o frutto da fa eterna salvação. che Por Cristo, nosso Senhor. possiamo portare frutti di vita eterna per Cristo nostro Signore. E ora il cardinale patriarca di Lisbona si accinge a dare la solenne benedizione eucaristica. Non solo a tutti coloro che sono presenti in quella piazza, ma anche a noi che ci uniamo spiritualmente. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Ora vediamo la processione con le candele e l'incenso che accompagna il sacramento dell'Eucaristia fuori dal palco, mentre la Scuola Cantorum ci accompagna questa uscita di Gesù con le parole di Maria del Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore.
E sulle parole del Magnificat ricordiamo, Don Massimo, anche quanto ha detto il Papa nel suo saluto, nella sua omelia ai giovani. La gioia è missionaria e noi siamo radici di gioia per gli altri. Così il Papa durante la veglia che stiamo seguendo, che sta per terminare. E ancora il Papa ha ripreso il tema della Giornata Mondiale della Gioventù, si alzò e andò in fretta, e il Papa per questo ha fatto riferimento a Maria che incinta ha compiuto un gesto non richiesto e non dovuto, ha detto, andare dalla cugina Elisabetta, anche lei in attesa. Maria, ha sottolineato il Papa, va perché ama e chi ama corre lietamente. Questo è quello che ci fa fare l'amore, ha sottolineato il Papa. La gioia di Maria è grande. Lei ha appena ricevuto la visita dell'angelo che le dice che è incinta ed è curioso che invece di pensare a lei pensa a un'altra, perché, ha ripetuto il Papa, la gioia è missionaria. La gioia non è per uno ma per portarla ad altri. La gioia, ha ripetuto ancora una volta il Papa, è missionaria e ha in questo caso ripetuto Don Massimo anche ai ragazzi, ha invitato a ripetere questo aspetto che la gioia è missionaria. E noi siamo radici di gioia. Tutto quello che abbiamo ricevuto ci aiuta a preparare il nostro cuore per il bene. Sì, è la bellezza e la gratuità dell'amore che è contagioso. In fondo, appunto, il tema della Giornata Mondiale della Gioventù, questo 37esima Giornata Mondiale della Gioventù, è proprio questo alzarsi lieto, veloce di Maria per andare da sua cugina. E un passaggio molto bello, credo, che il Papa ha fatto in questa sua omelia a braccio è stato quello di richiamare anche nell'esperienza di ciascuno di noi il volto di qualcuno che ci ha trasmesso questa gioia, che è stato lo strumento attraverso il quale questa gioia è stata per noi un'opportunità, un'esperienza. E questo è un passaggio che vogliamo sottolineare, perché il Papa ha detto: se tutti noi guardiamo indietro, abbiamo una persona che è stata per noi un raggio di luce per la nostra vita, i nostri padri, i nonni, gli amici, i catechisti, i maestri religiosi. Loro sono come le radici della gioia e anche noi possiamo essere radici di gioia per gli altri, ha ripetuto. In fondo l'amore è l'unica cosa che si moltiplica per sottrazione. Più lo doniamo agli altri, perdendo qualcosa di noi, e più nella nostra vita aumenta.
Papa sta salutando 1,5 milioni di giovani che hanno partecipato alla veglia di preghiera che abbiamo appena seguito su Radio Vaticana, Vatican News, presso il Parco Tejo. Sentite l'applauso dei giovani. Papa sta per lasciare il palco, Don Massimo, quel palco che sarà l'altare domani per la messa per la giornata mondiale della gioventù, che trasmetteremo in diretta a partire dalle 10 ora italiana. Sì, sarà il momento conclusivo, il momento vertice di questa giornata mondiale della gioventù, che ha visto davvero uno scandirsi di momenti uno dopo l'altro, in cui non soltanto l'emozione, perché l'emozione poi è di un momento, no? Ma attraverso questa esperienza gioiosa ci sta conducendo passo dopo passo a far sì che questa gioia di cui Papa Francesco ci ha parlato in questa omelia questa sera metta radici dentro di noi e produca frutto poi lì dove da dopodomani appunto la nostra vita, la vita di tutti questi ragazzi riprenderà nell'ordinario. Il Papa sta lasciando il palco. Dobbiamo dire che il Presidente della Repubblica del Portogallo ha seguito in prima fila con la consorte questa veglia, ma sta seguendo praticamente da giorni la visita del Papa. Tutti gli appuntamenti, non ne ha perso uno, anche stamattina da Fatima era lì, ed era bello vedere anche, in genere siamo abituati quando vediamo capi di Stato, no? Una certa compostezza dovuta un po', e invece è stato bellissimo vedere la consorte del Presidente della Repubblica che cantava l'Anima Christi davanti a Gesù, è veramente qualcosa che rompe gli schemi. Siamo quasi in conclusione e c'è ancora un passaggio che mi piace ricordare dell'omelia del Papa a braccio e in spagnolo. Non so, ha detto il Papa, se a qualcuno piace il calcio, a me molto, ha detto. Dietro un gol c'è molto allenamento e ha osservato il Papa, si impara cadendo e allungando le mani. Questo è allenamento al cammino, camminare con una meta e se uno cade aiutare ad alzarlo. Nella vita nulla è gratis, l'unica cosa gratuita è l'amore di Gesù. Guardiamo le radici e andiamo avanti senza paura. E qui credo che ci sia una fotografia di quello che è il senso di questa giornata mondiale della gioventù. In fondo il Papa ci ricorda che in un mondo dove spesso ci viene propinata semplicemente l'allegria e soprattutto ai giovani del nostro occidente, talvolta opulento, semplicemente lo sballo, la logica dello sballo, il Papa invece richiama quella che è la spiritualità cristiana, che è quella della gioia, e la gioia si costruisce, e la gioia è qualcosa che si compie nella nostra vita aderendo a un progetto che è quello di Gesù, il progetto del donare la vita per amore. Siamo in conclusione, Don Massimo Tellan. L'appuntamento, come abbiamo appena detto, è per la messa di domani. Festa della trasfigurazione del Signore domani. La messa della giornata mondiale della gioventù la seguiremo in diretta su Radio Vaticana, Vatican News, a partire dalle 10 ora italiana, alle 9 a Lisbona. Io ringrazio te, Don Massimo, grazie a te per il commento. Ricordiamo, Don Massimo Tellan è il parroco di San Giovanni Crisostomo a Roma, ma dobbiamo ringraziare anche Bruno Orti che ci ha seguito per la parte tecnica con Adriano Vitali, anche chi ci ha seguito attraverso la diretta di Vatican News via Facebook curata da Maria Milvia Morciano. Da Luca Collodi è veramente tutto, grazie anche a Silvia Giovarrosa in coordinamento con Valeria Giovarrosa, e è tutto per questa notte da Lisbona, per la veglia di preghiera che abbiamo seguito. Don Massimo, l'appuntamento sempre con te è per domani, per domani mattina, la Santa Messa di questa giornata settimana, potremmo dire. Questa lunga giornata della che ci ha accompagnato. Festa dei giovani di tutto il mondo. Grazie ancora, amici ascoltatori, buonanotte e buon ascolto della Radio Santa Vaticana. notte a tutti.
amém. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar.